Buongiorno Luisella, siamo di fatto a un lockdown autoimposto e così negli ospedali, nelle RSA si torna ad evitare tanti contatti e dunque saltano oltre a operazioni e interventi chirurgici anche le visite dei parenti. Ripartiamo da qua, dal racconto di Nicola Di Turi e De Ambuletti. È successo un caso specifico a Roma che ricordo molto bene. Una paziente era già fragile di suo e uno dei 3 parenti che fecero entrare purtroppo era positivo e ha infettato la signora probabilmente. E fecero i tamponi a tutto il personale che risultò negativo e poi la signora purtroppo è morta con grande dispiacere anche da parte nostra ovviamente. Ragione o sentimento? Per contrastare la variante Omicron, governo e regioni limitano le visite dei familiari ai pazienti ricoverati. E se i reparti sono ormai chiusi ai non vaccinati, gli ospedali provano ad aiutare le famiglie a ritrovarsi in sicurezza. Nel caso dell'ospedale Sant'Andrea è stata emessa una circolare e abbiamo ristretto alla fascia oraria del tardo pomeriggio, dalle 18 alle 19 in particolare, l'accesso ai visitatori. Un unico visitatore per ogni paziente. Sembra una restrizione congrua, perché siamo del parere che privare i ricoverati della visita dei propri cari, dei congiunti, sia un'ulteriore sofferenza oltre l'ospedalizzazione. Il Covid è stata un'esperienza sotto questo punto di vista drammatica, perché ha letteralmente isolato le persone, creando ulteriore disagio. Qual è la difficoltà nel non poter visitare un proprio familiare ricoverato? È proprio il fatto di non potergli stare accanto, di non poterlo vedere, rassicurare che in questo momento è una cosa importante per chi è in un ospedale, specialmente se sono persone anziane. L'altro giorno è arrivata una foto di mia madre con l'infermiere che mi ha scritto "Eccoci qua". È stata veramente un gran pensiero. E queste sono cose importanti, sia per il paziente che per chi è dall'altra parte del telefono. Cosa le ha detto sua madre quando è riuscita a rivederla e andarla a visitare in ospedale? Gli tenevo le mani e siamo stati tanto tempo in silenzio e ci siamo detti tanto però, in quel momento. La letteratura scientifica è enorme in questo senso, nel dire che la presenza dei familiari è terapeutica e se noi impediamo ai familiari di essere presenti, noi neghiamo una terapia ai malati. La rianimazione non Covid, della quale io sono stato direttore fino al 30 dicembre, è sempre stata aperta ai familiari e continua a fare entrare i familiari perché ormai li facciamo entrare da 15 anni e noi non abbiamo avuto nessun caso di paziente che abbia contratto il Covid mentre era ricoverato in reparto.